50 di questa sera a Fiumicino con volo dal Cairo è ritornato in Italia Vittorio Arrigoni. È il ricordo di Vittorio Arrigoni, il volontario, ma anche socio di Libera Torino, ucciso a Gaza la settimana scorsa, ad introdurre l'incontro con Don Luigi Ciotti nella chiesa di Facca da Libera Veneto. L'associazione che combatte contro tutte le mafie ha proposto proprio nel periodo pasquale un momento di riflessione collettiva ispirata sì alla risurrezione, ma in verità e giustizia. In una follatissima cattedrale Don Ciotti ha lanciato il suo messaggio, rivolto soprattutto ai giovani, per ricordare loro le ingiustizie che si perpetrano quotidianamente. Piangono giovani africane costrette a fare chilometri ogni giorno per andare al pozzo ad attingere l'acqua. Piangono tante bambine. Di quegli 11 milioni di bambini al di sotto di 5 anni, che ci dice l'ONU, 11 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni che sono morti per la malnutrizione, perché non ci sono i farmaci, spesso perché non ce n'è pure l'acqua. Piangono le donne profughe dell'Africa, ricordando quei giorni, quei mesi dentro i capannoni nel deserto, vicino alle spiagge, nella speranza che un giorno o l'altro possono partire in quei barconi della speranza. Ma rivolgendo il proprio sguardo da fuori a dentro, Don Ciotti ha criticato alcuni atteggiamenti figli della nostra epoca, la perdita diffusa di senso civico, il declino culturale, gli egoismi sociali. Non possiamo tacere. Vi prego, non si può tacere. Per amore del bene che vogliamo al nostro paese, alla gente. Non vogliamo mettere in croce nessuno, ma vogliamo fare in modo che non ci siano tanti crocifissi di oggi. Donna, perché piangi? Perché quel pianto ci deve far ricordare tanto. Abbiamo bisogno che si recuperi un'etica, e l'etica è la ricerca di ciò che ci rende autentici. E voi sapete che l'etica chiama in causa l'integrità della nostra vita, l'etica chiama in causa la nostra responsabilità. Pace e verità sono impensabili separatamente. Inseguire l'una significa realizzare anche l'altra. Pace e giustizia, ma che ci ricorda anche che la pace va percorsa, nel senso che non possiamo restare fermi ad aspettare la pace. Non possiamo limitarci a invocarla dagli altri la pace. Dobbiamo passo dopo passo, e voi me lo insegnate, andare a cercarla la pace, a promuoverla, costruirla attraverso le nostre scelte quotidiane e soprattutto non dimenticarci che la pace è relazione, è incontro, è costruire giustizia e dignità e libertà per tutti. A proporre con forza e tenacia questi incontri periodici è il parroco di Facca, Don Luigi Telatin, che è anche il referente veneto per Libera. E perché credo che sia importante, è un recupero di fiducia e di speranza, e credo che poi educare alla responsabilità e all'impegno sia molto importante per i ragazzi e sia soprattutto molto importante per questa nostra umanità che sembra rassegnata e stanca. Bisogna dimostrare, credo che Luigi Ciotti questa sera l'abbia evidenziato, che i giovani, se noi adulti sappiamo sporcarci le mani, ci credono e lavorano e si impegnano insieme. Beh, certamente il contesto fa la sua parte, però la parte maggiore è quello che c'è dentro ciascuno di noi, il senso della responsabilità, dell'attenzione agli altri, la voglia di mettersi in gioco, la capacità di cogliere le diversità, di non trasformarle in avversità. E oggi soprattutto essere capaci non tanto di operare per l'integrazione delle persone, ma per l'interazione. C'è una G che deve essere tolta, perché l'integrazione c'è chi è integrato e chi integra. L'interazione invece è cogliere la ricchezza e scambiarla del patrimonio, delle idee, della cultura, della dimensione religiosa che ognuno di noi porta.
Ecco, quindi la dimensione dell'accoglienza parte da qui dentro, dalla tua generosità, dal tuo impegno, dal tuo metterti in gioco, dalla tua responsabilità, meglio da una corresponsabilità. Don Ciotti ha scelto di affidare a David Maria Turoldo, profeta della luce, il messaggio finale a tutta la comunità di Facca, un messaggio che rivolgiamo a tutti voi. Torniamo al tempo del rischio, a fare delle nostre rare speranze il mazzo come di spighe raccolte dai campi più devastati. Torniamo, amici, a indossare le armi della luce. Allora c'è speranza. La speranza chiede a ciascuno di noi di metterci di più in gioco e chiediamo ancora una volta a Dio che ci dia una bella pedata ad andare